invierò a tutti i docenti perché, nel rispetto della loro autonomia ovviamente, possano far conoscere ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di messaggi così alti. È vero, e devo dire, noi abbiamo apprezzato con le nostre televisioni quanto lei sta facendo per la scuola del merito, per tornare a una linea scolastica dove appunto non succedano più i fatti di cui abbiamo parlato, la professoressa circondata recentemente qui nel Trevigiano, quella a cui è stato sparato un proiettile di gomma. No, ci sono comportamenti che vanno assolutamente sanzionati. Dobbiamo riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole, rispetto verso qualunque persona, e poi dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti. Molto importante quello che lei ha detto prima. È un segnale forte che noi dobbiamo lanciare dalle scuole a tutta la società italiana, ed è per questo, anche per la bellezza, la nobiltà, la serietà del discorso fatto dal papà di Giulia oggi, che ho deciso di proporlo, questo discorso, agli insegnanti e ai nostri giovani. Ecco, Ministro, perché un fatto credo davvero importante che non abbia dato nessun cenno per quanto riguarda rabbia, rancore, cioè non è stato un discorso aggressivo, è stato un discorso civile, di un valore morale altissimo, no? Esatto, quello che ho scritto io oggi nei miei comunicati, cioè è una testimonianza civile e morale molto alta, molto significativa, è una testimonianza di cui si era persa traccia nella nostra società, e quindi credo che sia importante che la scuola si nutra anche di queste belle testimonianze.